Fino a metà Capannoni qua arriva le telecamere fino a dietro e tutta davanti alla casa. Quindi siete assolutamente Sì, coperti. sì, 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 sì. Oddio, li sento le calcagne perché anche qua l'altra sera hanno tentato sulla villa qua vicino. I nonni di Matteo, anziani, fondatori della storica macelleria Michelan, vivono soli in questa villa in aperta campagna da 55 anni. Maria racconta che pochi giorni fa sono state viste 3 persone aggirarsi nella notte. Anche loro sono una famiglia di imprenditori. Matteo, il nipote, aiuta insieme al papà e agli zii, sono tutti iscritti al gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Tutti connessi tra di loro e con i gruppi di controllo e le forze di polizia. Hanno telecamere e non solo. Noi non abbiamo chiuso niente perché avendo tanti ettari di terra, come faccio, hai capito, a chiudermi? Abbiamo il notturno che vengono per di qua a darmi una controllata. C'è le camere, potrei dire anch'io che ho qualcos'altro, come ha detto Monti. Magari non lo dico, ma hai capito. Però non è detto, ci metti con loro che loro non hanno niente da perdere. Valerio, che invece risiede in piazza Zerman, racconta di un colpo vicino alla tabaccheria a pochi metri da casa sua. Da loro ci accompagna Bruno Cilotto, presidente di quartiere del gruppo di controllo di vicinato di Zerman. Dopo le ultime notizie, alcuni imprenditori si sono iscritti al gruppo. Ci saranno almeno il 30% di imprenditori e questo fa piacere perché a Zerman siamo un paese piccolo ma unito e tutti si danno da fare, solo che certo che adesso in questo momento stiamo vivendo una situazione drammatica e pericolosa perché questa gente, come dicevo prima, praticamente è armata. Sono 12 le linee di controllo di vicinato in tutta Mogliano e a breve, dopo le ultime novità, se ne aggiungerà una 13ª. Salvatore Bellino, che coordina le reti con i 450 partecipanti, il sindaco e il comandante di polizia locale, sta cercando di mettere in rete tutti i commercianti in un'unica chat. C'è un progetto molto ambizioso che riguarderà il coinvolgimento in rete di tutti i commercianti di Mogliano. Vogliamo realizzarlo attraverso chat e attraverso tutti i canali anche social possibili e immaginabili. L'aiuto dei commercianti può diventare fondamentale. Sicuramente diventerà fondamentale e contiamo sul loro coinvolgimento nel progetto.